l'8ª puntata di Strada ne abbiamo fatta tanto, parliamone, il programma dedicato al mondo del sindacato FNP CISL del Friuli Occidentale. Io ringrazio come sempre l'amico Loris Pasut, il deus ex machina di questa iniziativa. Loris, ben ritrovato. Oggi è una nuova location, no? Tra altre cose non siamo vicinissimi alla sede, ci spiegherai tu il perché. Certo, ben ritrovati a tutti cari telespettatori. Ci troviamo qui all'uscita della piazza di Cordenons, dove andremo poi a visitare la sete. Qui davanti a me il Duomo, sono vicino al campanile, alle mie spalle la scuola elementare Duca d'Aosta. Stiamo per entrare nella via Montello, nella sede dei pensionati della CISL e della CISL e delle categorie, una sede che opera dal martedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:30 e dentro la quale operano i nostri volontari che, Alberto, vorrei farti conoscere, quindi se mi segui ti accompagno. Sei tu il padrone di casa, Andiamo. Eccoci Alberto, siamo arrivati in via Montello numero 30, questa è la sede della CISL dove operano i nostri volontari, lì c'è il cartello con gli orari. Vieni che ti accompagno, vi accompagno a conoscere i nostri volontari. Prego, seguitemi. Eccoci, oggi diversamente alle altre volte cambiamo l'ordine di presentazione. Qui con me Alessandro Vivian, un operatore dell'INAS, uno specialista, una persona che ha dato un contributo significativo a questa sede, perché voglio ricordare che questa sede non era così nota come adesso, grazie a Alessandro, ma a tutti gli altri collaboratori che poi vi presenterò. Gli cedo immediatamente la parola perché ha delle cose da raccontare. Prego Alessandro. Salve, sono Vivian Alessandro, sono da 35 anni nel mondo sindacale, prima come delegato di fabbrica, successivamente come operatore di INAS da 15 anni. È da 2 anni che sono qua nel compressore di Cordenons, una volta alla settimana, e facciamo appunto tutte le pratiche come tutti i patronati in questa realtà che ci dà parecchio da fare. Un caso che mi è capitato ultimamente è una signora mi arriva in ufficio tutta arrabbiata nei confronti dell'istituto, dell'INPS, perché gli sono arrivati 4.000 euro di indebito da restituire sulla 14ª. Gli dico, signora, mi porti tutta la documentazione del caso per controllare. A questo punto ci si accorge che hanno errato la comunicazione del modello RED. Alquanto gli dico, signora, dobbiamo fare un ricorso, dobbiamo annullare l'indebito e mi faccia vedere tutta la documentazione del caso. Mi porta le pensioni, ha una pensione di reversibilità e scatta la domanda, ma signora lei non ha mai lavorato? Certo fa che ho lavorato, però non ho 15 anni di contributi maturati prima del 92. Al che faccio la verifica, effettivamente c'erano 13 anni e mezzo e gli ho detto, ma signora, ma lei ha avuto maternità? Certo, ho avuto 2 maternità. Ma qua non ci sono sull'estratto. Al che abbiamo accreditato le maternità, abbiamo fatto pagare la differenza delle maternità facoltativa per arrivare ai 15 anni. A questo punto l'INPS ha elaborato una pensione che gli sono arrivati 5 anni di arretrati pari a 25.000 euro e una pensione mensile di 400 euro, oltre che aver annullato l'indebito dei 4.000 euro. Pertanto, sì, ci ha dato da lavorare, sì, abbiamo verificato tutto quanto, ma è una soddisfazione, soprattutto per la signora, ma anche per noi come patronato, che siamo riusciti a risolvere questo caso che era abbastanza ingarbugliato. Grazie Alessandro, come vedete mai trascurare, se avete qualche dubbio venite, le nostre sedi sono sempre aperte e come vedete incontriamo persone molto competenti che vi accompagnano certamente alla soluzione. Ringrazio ancora Alessandro per la sua disponibilità. Eccoci, e come lo dico, ripeto sempre in ogni puntata, le nostre sedi funzionano proprio per la disponibilità delle persone che vengono da noi, decidono di passare qualche ora con noi, sono i nostri volontari. Ve li faccio conoscere, abbiamo Gladys, abbiamo Renato,
Abbiamo la Nives, una storica, nostra volontaria da qui da tanti anni, assieme a Dina, anche lei storica, collaboratrice nostra. Però poi c'è anche Lorenzo, che è il responsabile della sede, che coordina in qualche maniera un po' tutto l'andamento di questa sede. Devo ricordare che questa sede, appunto, come ho già detto all'inizio, non era molto frequentata, ma grazie al lavoro fatto veramente bene di queste persone qua, ha ripreso una vitalità e insomma viene frequentata molto molto più di prima. Cedo la parola a Lorenzo perché sicuramente ha cose interessanti da dire. Prego Lorenzo. Salve a tutti, io sono Lorenzo Bertin, sono responsabile della sede di Cordenons. La sede di Cordenons, nonostante vicina a quella principale di Pordenone, è una sede, diciamo, di una certa rilevanza, diciamo anche storica, perché è presente da più di 20 anni nel comune di Cordenons. La struttura di questa sede qua è composta da 7 volontari più il sottoscritto, che si alternano durante l'arco della settimana e fa sì che l'ufficio rimanga aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 11:30. Cosa fanno i volontari? I volontari fanno un tipo di lavoro che consiste nell'accogliere in primis i clienti che arrivano di persona in questo ufficio, e poi nel rispondere alle telefonate, che sono molte, di clienti che vengono a chiedere gli appuntamenti per le più varie tipologie di pratiche che riguardano sia il patronato INAS sia il CAF. Bene, relativamente al discorso dell'apertura dell'ufficio, volevo ricordare che nella giornata di giovedì c'è la presenza dell'operatore del patronato INAS per risolvere tutti i casi previo appuntamento. Abbiamo pure la presenza del CAF nel periodo che va da aprile a luglio per quanto riguarda il 730 e la dichiarazione dei redditi. Molto bene, grazie, ringraziamo ancora Lorenzo per la sua disponibilità. E adesso abbiamo delle novità, io vi presenterò una persona giovane, molto giovane, che ha delle cose interessantissime da dirvi riguardo ai giovani e al mondo del sindacato. Venite con me. Mi sono seduto al tavolo di Nicola Drigo, un giovane appena di fresca nomina come rappresentante sindacale dei giovani della FIM, la Federazione dei Metalmeccanici. C'è una necessità, un'urgenza per il sindacato di rivedere le vecchie posizioni, di ringiovanire. Da Nicola scopriremo che è proprio così e che stanno già lavorando i giovani in questa direzione. Gli cedo immediatamente la parola. Prego Nicola. Sì, mi presento, intanto sono Nicola Drigo, sono operatore da 2 anni quasi. Prima ho avuto un'esperienza come RSU in un'azienda importante, storica del Pordenonese. Dopodiché mi è stata data questa opportunità grazie alla CISL e a un progetto, ma soprattutto alla FIM che mi ha fortemente voluto, questo progetto per ringiovanire un attimino gli iscritti, per cercare di aprire alla platea dei giovani, che è una platea che mi rendo conto adesso, soprattutto da quando sono uscito, che intanto è poco ascoltata. I giovani in questo paese purtroppo hanno grandi difficoltà ad accedere al mondo del lavoro e hanno bisogno del sindacato, come c'è bisogno del sindacato appunto da guida, ecco, ai giovani, ecco. Come FIM in Friuli Venezia Giulia da quest'anno abbiamo creato un piccolo gruppo. Con il prossimo anno partiremo con un progetto ben più serio, ben più radicato, in modo da cercare nell'ottica del futuro di avere appunto quel ricambio generazionale che serve al sindacato e che serve anche per un ricambio ai vertici, ecco. Parlando di giovani però adesso darò la parola a un altro giovane, Tommaso Bigliani, è il segretario regionale della categoria della Felsa
un nome stranissimo, è quella categoria che in qualche maniera difende quei lavoratori atipici, quelli frutto della tecnologia con 1000 contratti, i rider, quelli che lavorano una settimana poi si fermano. Ecco. È un mondo che si è aperto. Tommaso Bigliani non può essere qui con noi, ma è stato così gentile da inviarci il suo contributo che adesso vi faccio ascoltare. Prego, Tommaso. La FELSA è la Federazione dei Lavoratori Somministrati Autonomi e Atipici della CISL, quindi rappresentiamo un po' tutto quel mondo di lavoro che non è il classico lavoro dipendente, subordinato, a cui noi tutti bene o male siamo sempre stati abituati. Meno abituati a questo mondo classico di lavorare sono i più giovani, in particolar modo, le cui prime esperienze nel mercato del lavoro spesso avvengono mediante l'inserimento tramite agenzie interinali, dunque lavoro somministrato, che è la fetta più grossa dei lavoratori che rappresentiamo. Poi appunto raggruppiamo anche tutto quello che definiamo lavoro atipico, quindi lavoro a chiamata, lavoro occasionale, quelli che erano i voucher, quindi le prestazioni occasionali, gli apprendistati, gli stage, i tirocini, insomma chi più ne ha più ne metta, tutto quel mondo in costante evoluzione, dove sono in evoluzione anche i bisogni e le necessità del lavoratore che cerchiamo di interpretare e rappresentare. Più recentemente, insomma da un paio d'anni, ha aderito alla FELSA anche Vivace, che è la community dei lavoratori autonomi della CISL, quindi riunisce i collaboratori ma anche le partite IVA, le piccole partite IVA freelance, non ordinistiche, quindi una serie di lavoratori che anche qua sono completamente indipendenti, autonomi appunto l'uno dall'altro, però abbiamo notato avere delle esigenze in comune, delle esigenze che si traducono in servizi in larga parte, ma che poco a poco stanno diventando vere e proprie istanze sindacali, quindi bisogni comuni che cerchiamo di rappresentare sui tavoli istituzionali. Per questa via, e questa è l'evoluzione ancora più recente, c'è tutto il mondo delle piattaforme. Penso ai rider, che pochi sanno essere lavoratori che quasi subito devono aprire una partita IVA, quindi sono lavoratori autonomi a tutti gli effetti, ma anche tutto quello che poi sulle piattaforme si è innestato, che non è più solo delivery, è andato oltre, perché oggi tramite piattaforme acquistiamo servizi di ogni tipo, contenuti digitali, servizi di babysitting, facciamo la spesa, e quindi sono sempre di più questi lavoratori hanno bisogni completamente nuovi che il sindacato deve necessariamente interpretare. Sono uscito dalla sede e vado a incontrare di nuovo Alberto, che mi aspettava. Alberto non è una grande sede, questa qui come rispetto ad altre, però una sede che ha ripreso a funzionare alla grande. Qui si facevano solo pratiche semplici, invece adesso con l'agenda che stiamo utilizzando abbiamo un sacco di persone che vengono, che fissano appuntamenti e hai visto la squadra di volontari. Quindi anche questa ottava puntata ha dato, come dire, dimostrato il territorio, la realtà della nostra presenza. È anche giusto dire persone sempre preparate che fanno del volontariato il loro stile di vita, no? Ormai. Certo, vengono molto volentieri, invito anche altri che avessero piacere di passare qualche ora con noi ad avvicinarsi, troveranno soddisfazione. Bene, termina qui la ottava puntata dal comune di Cordenons, noi vi salutiamo, vi saluto e alla prossima. La settimana prossima saremo in una nuova sede. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Grazie a voi.